Nei primi giorni del mese di agosto il Ministero francese ha diramato le previsioni vendemmiali 2022 che attestano una produzione di vino in Francia tra i 42 e i 45 milioni di ettolitri. Una situazione decisamente migliore rispetto a quella dello scorso anno, perché ricorderete la vendemmia 2021 in Francia si era caratterizzata per una produzione alquanto ridotta, erano stati raggiunti i 37 milioni di ettolitri, con una produzione che era stata di fatto compromessa dalle pesanti gelate primaverili che avevano colpito i vigneti francesi. Quest'anno per fortuna le gelate hanno risparmiato le regioni viticole francesi, rimanendo nel campo delle avversità meteorologiche. Se escludiamo le grandinate che hanno interessato il sud-ovest del paese e in particolare la regione della Charente, dove il 15% circa della superficie vitata è stata colpita da grandinata, il resto del paese, quindi le altre regioni viticole francesi, presentano oggi buone condizioni produttive. Anche a livello di fitopatie non si registrano al momento problemi. Quello che desta un po' di preoccupazione è lo stress idrico, ma sappiamo che la siccità quest'anno ha caratterizzato gran parte delle aree produttive europee, quindi non è solamente una questione che riguarda il vigneto francese. E quindi per concludere possiamo dire che la produzione 2022 in Francia è prevista in linea con la media degli ultimi 5 anni.